partecipanti, 4 agriturismi, 8 ristoranti, di cui 2 ticinesi, la giuria formata da Giovanni Frati, presidente delegato dell'ONAF provinciale, Saccucci Rolando in rappresentanza di Solo Food Varese, Saviano Luigi in rappresentanza dell'Istituto Alberghiero De Filippi, Argentiero Enrico in rappresentanza della Camera di Commercio della provincia di Varese, Andrea Ferro, docente dell'Istituto Alberghiero Giovanni Falcone di Gallarate, Graziella Leporati, giornalista del quotidiano Il Giorno, Borgoni Anna, giornalista del gruppo italiano Stampa Turistica, e Aschei Angelo, giornalista dell'Uinise. Questa è la composizione della giuria che ha valutato i piatti. Per i ristoranti, il terzo classificato con il campione 949 mousse di caprino fresco con cetrioli e mentuccia, tartar di gamberi all'olio profumato di cannella, leggero carpione agrodolce di pesce persico agrumato ed emulsione di rucola, il ristorante internazionale numero 949, ristorante internazionale. Sono dell'azienda Capri Valturia. Cascina Sciavè. Non è qui rappresentato. No, non sei qui. Dai, prendi la sua. Io. Grazie. Prego. Con il piatto che è passa in causa. Secondo piatto premiato, il campione numero 390, polenta e latte, grattugiato di polenta con latte in piedi e pinoli, spuma di yogurt di capra, salsa al lampone, presentato dal ristorante Al Vecchio Paggio di Costa. Produttore Capri Valturia. Questo è il produttore che deve direi appunto quello. Diciamo il primo piatto che si è classificato in base alle valutazioni della giuria, il campione numero 354, insalata shaker di knoflook, buccone e violina di capra, presentato dal ristorante di Santi.
targa, il produttore è Farfaiola, se non è presente può ritirarlo il premio. Siamo sì, uno produttore e uno è scritto qua. Grazie a voi. Nella categoria invece agriturismi, terzo classificato il campione numero 414, tagliata di formaggella dell'Udese ghiacciata, purtroppo in parte si sarà sciolta, proposta dall'agriturismo La Sorgente, che purtroppo sono andati, non c'è nessun rappresentante. I prodotti forniti sono sempre della Capri Valturia. Questo era il piatto che purtroppo c'erano due gelati, uno al pomodoro e l'altro al basilico, ma benissimo. Il secondo classificato nella categoria agriturismi, il campione numero 618, una tartare di capra e magia di gusti, proposto dall'agriturismo Campo dei Fiori. Primo classificato fra gli agriturismi con il campione numero 913, la capra al farfallino, agriturismo La Pometa. I prodotti di capra forniti dall'azienda Va bene? Penso che sia tutto. Ringraziamo ancora tutti della partecipazione e dell'impegno.